Lisa Tomasella, cosa c'è alla base della sua candidatura? Alla base c'è la richiesta della cittadinanza di continuare e quindi di dare di nuovo la disponibilità per un secondo mandato. È stato apprezzato molto l'impegno profuso in questi 5 anni e nonostante le vicissitudini degli ultimi mesi che sono ormai note, la collettività mi ha chiesto di continuare. Vogliamo dare garanzie che quando è iniziato arrivi anche a buon fine, però quello che mi preme di più segnalare è stato veramente il calore umano che non solo io ma anche la squadra che si è costituita, devo dire, in maniera quasi spontanea e in poche settimane abbiamo percepito grazie proprio alla solidarietà dei nostri cittadini. È questo che ci ha portato anche a decidere il perché di questo nome, di questa lista civica, che è Sì Amo. Quindi non solo siamo Codogné perché rappresentiamo tutta Codogné, ma anche perché sì, amiamo il nostro paese. Quali sono i punti cardine del suo programma elettorale? Noi vorremmo ovviamente portare a conclusione le grandi opere pubbliche iniziate, che sono la riqualificazione di tutto il compendio della caserma Maset, quindi arrivare all'inaugurazione e alla messa in funzione della casa di riposo, anche se comunque i lavori stanno continuando, non si sono mai fermati. Ci sarà poi la costruzione della casa di comunità a opera dell'ULSS 2. Questa diventerà una bellissima cittadella della salute e recentemente, proprio marzo scorso, nel piano di zona è stato anche inserito su Codogné, sempre all'interno del compendio, in questo caso di fronte alla casa di riposo, l'autorizzazione per realizzare una comunità di minori, una comunità terapeutica e anche un diurnato, dove possiamo offrire un servizio importante per i minori, soprattutto in questo periodo che usciti dalla pandemia sono quelli che più hanno risentito della situazione. Quindi questa bellissima cittadella della salute, importantissima, servirà a un bacino di almeno 40.000 persone. Poi andremo a ripristinare una cittadella dello sport in quanto recupereremo il campo da calcio della base militare e il campo da basket. Abbiamo anche un progetto esecutivo per riqualificare l'ex cinema facendolo diventare una palestra inclusiva. Abbiamo anche già l'autorizzazione del CONI che certifica la possibilità di ospitare e organizzare tornei con sport per la disabilità a livello nazionale. In questo caso però stiamo ancora cercando i finanziamenti perché l'opera è un'opera di più di 2 milioni di euro. E poi la parte retrostante diventerà un bosco urbano, quindi un bellissimo polmone verde, un altro polmone verde del nostro paese, dove poter non solo godere all'aria aperta delle bellezze del territorio, ma vogliamo anche farlo diventare sede di un piccolo museo della flora autoctona, sempre in accordo con Veneto Agricoltura, e poi anche vorremmo ricreare un roccolo che è un occupio, come si chiama oggi, ma non tanto per ripristinare la sua funzione, assolutamente no, ma che diventi un'arena naturale dove poter poi spendere tante belle serate, tanti bei pomeriggi con i nostri ragazzi e organizzare attività, letture, teatro, burattini e quant'altro, proprio per vivere insieme la natura. Questo per quanto riguarda la riqualificazione del compendio delle caserme Maset. Altre opere pubbliche significative e strategiche saranno lo sviluppo di Piazza Europa. Abbiamo già un progetto che è stato condiviso con la cittadinanza, un progetto che può essere realizzato per step, quindi per stralci, e poi la pista ciclabile su via Vittorio Veneto che è stata finanziata con l'ultimo consiglio comunale, dove però devo ammettere c'è stata la delusione perché il vice sindaco Tomasella e l'assessore Masini se ne sono andati e non hanno votato né approvato lo stanziamento di 400.000 euro a sostegno della pista ciclabile su via Vittorio Veneto. Questa che per noi è un'opera assolutamente importante perché i cittadini la chiedono da tantissimi anni. Sta andando a buon fine anche la riqualificazione e la rivitalizzazione della medicina dei poliambulatori di Roverbasso. Il dottor Benazzi e l'ULSS 2 hanno accordato alle amministrazioni di Codogné e di Gagliarine la collaborazione. Questo vuol dire che nel momento in cui i medici del territorio avranno occupato tutti i posti disponibili per i loro pazienti, in base a quanti pazienti ci saranno di Codogné, decideranno di portarsi su Roverbasso per dei pomeriggi o delle mattine, insomma in proporzione a quanti saranno i loro pazienti. Ricordo che ad oggi il poliambulatorio di Roverbasso già offre anche il servizio prelievi, per ora per gli esenti, quindi stiamo parlando di over 65, stiamo parlando di donne in gravidanza, di malati oncologici, però abbiamo già posto tutte le premesse per continuare con
un centro prelievi aperto a tutti, quindi anche per chi deve pagare il ticket, proprio perché questa è un'area abbastanza svantaggiata. All'interno del poliambulatorio c'è anche una bravissima pediatra con la quale abbiamo stilato già degli accordi per potenziare i servizi per l'area minori e l'area famiglie. Ecco, diciamo che il poliambulatorio di Roverbasso sta diventando una sperimentazione delle dinamiche che poi confluiranno nella casa di comunità. In più noi siamo molto sensibili al sociale, quindi la nostra squadra si impegnerà moltissimo, continuerà con quello che è stato fatto in questi ultimi 5 anni per il contrasto alla povertà educativa e il disagio dei minori, dei giovani. Continueremo poi a offrire servizi a tutte i target d'età della nostra popolazione, anche perché comunque ora noi dovremmo affrontare una importante riforma del sociale, che è quella della costituzione dell'ATS, cioè dell'ambito territoriale per il sociale. È di recente approvazione la legge regionale che ufficializza proprio la nascita di questi ambiti territoriali. Questo vuol dire un nuovo modo di erogare i servizi sociosanitari e quindi il sindaco e l'amministrazione dovranno essere sul pezzo e collaborare affinché questa riforma non sia un disagio, perché ovviamente tutto ciò che scombussola l'ordinaria amministrazione è a rischio di sofferenza soprattutto per i cittadini più deboli, più anziani, ma deve diventare un'opportunità. E poi continueremo ovviamente con le nostre attività culturali, la nostra festa della Mela Cotogna, che è diventata una festa internazionale grazie anche ai gemellaggi nel nome della Mela Cotogna, insomma una Codognier che vogliamo si apra il più possibile al territorio non solo nazionale ma anche internazionale.